siamo in orario per la partita Under 17 tra zona 4 contro zona 3 contro zona 4, match decisivo per confermare l'ottimo torneo per la zona 4, che è 6 punti insieme alla zona 1. Poi deciderà questo match in cui si confronteranno queste squadre. In classifica 9 punti per la Toscana Liguria, 6 per la Lombardia Piemonte, 0 per l'Emilia Marche. Potrebbe cambiare qualcosa solo se non cambierebbe mai, perché comunque la zona 4 ha vinto 4-2, scusate, 7-3 sulla zona 1, quindi a pari punti andrebbe avanti la zona 4. Tutto pronto? La formazione zona 3 schiera il numero 1 Federico Tolomelli, numero 10 Riccardo Gavioli, numero 2 Francesco Allegretti, numero 3 Riccardo Ferretti, numero 4 Federico Canossa, numero 5 Riccardo Gabbi, numero 6 Tommaso Castiglioni, numero 7 Emanuele Pedroni, numero 8 Matteo Olba, numero 9 Tommaso Giannotti. Una squadra allenata Pablo Iara, mentre la zona 4 allenata da Franco Polverini schiera il numero 1 Filippo Poletti, numero 12 Ernesto Maggi, numero 2 Edoardo Fabbri, numero 4 Elia Cardella, numero 5 Gabriele Talarico, numero 6 Mattia Polverini, capitano, numero 7 Alessio Lavaggetti, numero 8 Adriano Maggi, numero 9 Francesco Margheriti e numero 9 sono due numeri 9, Margheriti e Rugani. Probabilmente uno avrà il numero 3, quindi probabilmente Rugani, anzi sicuramente è così. Inizia questa partita, ovviamente è favorita d'obbligo, come ho detto, la zona 4, che ha ben impressionato, anzi super impressionato questa categoria. Cardella, quindi Polverini, Maggi e Margheriti scelti da coach Polverini. Lato avversario Castiglioni, Olban, Pedroni e Gabbi, se i numeri sono gli stessi rispetto a ieri, che qua cambiano. Quindi Maggi tra i pali della zona 4, dall'altra parte dovrebbe esserci Riccardo Gavioli, esattamente il Mose dell'Hockey Pico. Ci va subito Mattia Polverini, tentativo della zona 3. Sono 8 i gol segnati da Mattia Polverini, il best marcatore di tutto il torneo Under 17, 4 gol per Fabbri e Maggi, 7 per Lavaggetti. Pesa tanto ovviamente la goleada sulla zona 5, 25-0 la prima giornata. Pedroni da solo in mezzo a 3, Tosco Liguri, due da fare. Bella la conclusione. Ricordiamo che l'Under 17 si gioca con 20 minuti di gioco effettivo. Cardella per Polverini,
tiro di Cardella, gol, 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 gol. 2-24, che missile del Viareggino dell'SPV, un missile terra-aria che sorprende Gavioli. La forza di questa zona 4, veramente in un qualunque posto puoi trovare il gol, tante opzioni disponibili per coach Franco Poverini. Vediamo qui il replay, un missile da oltre 15 metri che impatta sotto l'incrocio, imprendibile. Cardella, abbiamo già visto i gol di Cardella con l'Under 17 con l'SPV, con l'Under 19 con la Pumas, l'Under 23 con la Pumas, insomma ne ha giocate, con l'SPV l'Under 23, insomma ne ha fatte di partite. Le Cardella è uno dei giocatori che ha giocato di più in questa stagione, soprattutto di finale ne ha giocate di più, e anche a livello di vittorie, non che ne ha vinti 2 scudetti con l'Under 19 la Pumas Under 23. Abbiamo visto un tentativo di Pedroni che ha imparato da Ernesto Maggi, come detto 2 scudetti per Cardella, ma non solo lui, anche qualche altro giocatore che ha giocato in queste squadre. Fratello di Matteo, anch'esso che insomma anche lui aveva vinto parecchi scudetti negli ultimi anni, si conferma mattatore in questa squadra, ha segnato 2 gol fino adesso, questo 3, pesante però questo gol, porta avanti i suoi. Maggi butta fuori la pallina, disturbato dal numero 6 Castiglioni e Gabbi, numero 5. Pallina persa, non si trova la pallina, 3-25. È stata ritrovata sera Castiglioni, servito da Gabbi. Non va il passaggio dell'altro correggese Pedroni, grande azione di Polverini, chiedeva l'abbraccio, il fallo di Pedroni, numero 6. Intervento di Gabbi in balaustra ai danni del numero 4, Andrisani, il direttore di gara della Matera. Numero 4 Elie Cardella, con subito il fallo, il primo nella zona 3. Cardella per Maggi, Polverini perde il tocco, il momento decisivo per il tiro, ma arriva come un treno Maggi. Nonostante un leve infortunio in stagione, un ottimo torneo promoto per il numero 8, lungo di Follonica. Ora Maggi doveva servire il compagno, arriverà però l'intervento di di Pedroni. Holban, Castiglioni, ancora Pedroni, il bomber della zona 3 di Correggio che parte da fuori, tutto il tentativo. 3 gol per Pedroni, ieri gioca in A2, insomma la maggior parte dei giocatori gioca in A2 in zona 4, mentre abbiamo notato Cardella tu per tu con Gavioli, para l'estremo modenese. Gabi, ancora Adriano Maggi, imperiale, numero 8, serve Polverini esternamente per il 9, più di Margheriti parato da Gavioli. 5 minuti, 1-0 per la zona 4, ancora Polverini, pressione, alta pressione della zona 4 che vuole mettere in ghiaccio subito il match. Pedroni si invola in attacco, ma la difesa zona 4 è già in posizione. Castiglioni sotto a Polverini, Polverini esce in contrattacco, servito a Margheriti, ancora Polverini vicinissimo al raddoppio. Il giocatore del Follonica, ancora Polverini e ancora Margheriti, ma è ancora il guantone di Gavioli. Sta abbordando la zona 4, veramente una squadra, una delle migliori squadre
solito scolirio di sempre, ma anche ancora Lavagetti, che è uno che spinge tanto. Ma questo quartetto esterno che vediamo nella zona 4 potrebbe essere anche uno delle papabili insomma quaterna papabile della zona del nazionale under 17. Le convocazioni usciranno nei prossimi giorni. Il tiro e gol! Gol 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 di Mattia Polverini, 6-0-5. Talento di Polonica, firma il gol del 2-0. Così in un lampo. La zona 4 è già sul 2-0. Un gol di Cardella, gol di Polverini, due giocatori più attesi. Il 2-0. E time out richiesto dalla zona 3 di Pablo Iara al 6-0-5. Quindi dopo 6 minuti 2-0 segnato da Cardella al 2-24. Ora l'altro tiro di Polverini, due tiri dalla distanza, sorprendono Riccardo Gavioli. Noi non ci fermiamo mai perché alle ore 13 giocherà l'Under 15 di nuovo, zona 5 contro zona 1. Zona 5 a 0 punti, zona 1 a 3 punti e poi l'Under 17 a 14 e 15 tra zona 5 contro zona 1, poi a concludere alle 15.45 Under 13 zona 4 contro zona 1. La zona 4 ha già vinto l'Under 15 Promote con 7 punti, 4 zona 3, ma ha concluso anche lei la competizione, 3 punti per la zona 1 che giocherà, come detto, contro la zona 5 per il secondo posto dell'Under 15. Butta qui il passaggio tra Pedroni e Gabbi, intercetta la zona 4. La zona 3 è entrato Giannotti con Olban, Gabbi e Pedroni. Cardella, ancora il tempo anche di riprendere la pallina, scivola Cardella, vedo qualche goccia di acqua dopo il time out della zona 3. Cardella spalmato, anzi era Polverini spalmato sulla balaustra. Pedroni è il fallo numero 1, viene chiamata la pulizia della pista. Siamo al 7-0-9. Intanto Lavagetti si prova Maggi, un'azione dirompente in attacco, non passa il Folonichese. Tiro di Lavagetti, subito il Sarzanese, a rischio anche l'autogol Pedroni. Allora Gabbi per Giannotti.
Cito Cardella, è entrato Levaggetti. Insomma, sono 5 giocatori esterni di assoluto valore per la categoria. C'è il fallo del numero 9 Giannotti su Levaggetti, il talentino sarzanese. Gioca in A2, ma insomma è un giocatore che in un anno penso che possa anche ambire alla 1 in quanto a esplosività. Non conosco altri giocatori a livello under 17 così esplosivi nel breve. Pedroni, un assist filtrante che però non trova il compagno di squadra, in quel caso Alban. Bella conclusione, ingaggio a 2. Bella però la scambio veloce tra Maggi e Polverini. Vediamo qui il replay grazie all'attenta regia di Leone Romualdi. Bello scambio veloce, poi arriva il tappini quasi a botta sicura di Maggi, non c'è il gol però segnato dall'arbitro Andrisani di Matera. 7-25, 2-0 il risultato. Terzo fallo di squadra per terzo fallo di squadra combinato alla zona 3. Partita che sembra già indirizzata verso una strada ben precisa, quella della zona 4. Polverini contro Olban, anche Giannotti, meglio ancora il talentino di Follonica. Gioca in A2 stabilmente per la seconda squadra, 16 anni, classe 2007, 49 gol in categoria, 8 più 1, 9 nel torneo. Stiamo per scollinare la metà del primo tempo. Controlla sempre la squadra di Paco Polverini. Bello scambio ancora tra Polverini e Lavagetti, con due giocatori. E c'è il palo gol di Gabbi. Gol. Sembrava un tiro a distanza telefonato, invece ha dato il palo gol di Gabbi. Il 0-2 si trasforma in 1-2. Rivediamo qui il replay. Palo gol, poi un po' di fortuna per Gabbi. Esce Polverini ed entra Fabbri, un altro giocatore del Follonica, piglia tutto. Il 17 che ha vinto la squadra B, ha vinto lo scudetto. Primo Follonica, secondo SPV Viareggio, terzo Valdagno, quarto Rolle Bassano, quinto Bregante, sesto Monza, settimo Lodi, ottavo Correggio, nono Scandianese, decimo Eboli. Ora Diano Maggi, un'azione possente fermata da Pedroni per Gabbi, serve esternamente Giannotti, tiro però bloccato da l'onnipresente Maggi. Lavagetti, il Sarzanesi, calcio 2007, 23 gol, la maglia rossonera in under 17. È entrato anche il numero 3 Francesco Rugani, giocatore dell'SPV Viareggio. È entrato con la Puma, sarà il gol per Edoardo Fabbri, il Follonichese, classe 2007. Un tiro preciso, difesa passiva della zona 3, il gol. Rivediamo qui il replay. Ruba la pallina, si invola, tiro da media distanza, supera Gavioli. Bel tiro forte all'11° minuto e si riporta più 2 la zona 4. Con grande tranquillità sta gestendo il match Rugani, un altro terminale offensivo per la squadra di Franco Polverini.
Fabbri per Lavaggetti, fuori per Rugani, Maggi, asse difensivo e anche offensivo, richiama proprio i movimenti dei giocatori il numero 8, anche carattere per il numero 8, tiro dalla distanza, fuori misura, due gemelli Maggi in pista, ovviamente non lo ricordiamo, lo diamo per scontato, due giocatori che insomma ne rivedevo spesso nel futuro, sia nel campo nazionale e internazionale, ne sono più che sicuro. Tiro telefonato di Fabbri, parte Pedroni, subisce anche un colpo il numero 7 del Correggio, Gabbi della distanza, para Maggi, Gabbi fuori per numero 7 Pedroni, intercettato da due giocatori, Lavaggetti pressa, ancora Lavaggetti, ricordiamo che il campionato europeo si giocherà a Correggio, tra 2 mesi sarà un raduno tra qualche settimana a definire la rosa di quel campionato europeo in cui l'Italia cercherà di rovinare i piani di Spagna e Portogallo, due potenze in Under 17. Tanto ruba la pallina Olban scivola, arriva Giannotti, ma ancora bravo Urgani a rubare la pallina, Maggi sempre imperioso, tiro e anche rimbalzo, quasi segna ancora numero 8 di Follonica. Para Maggi, arriva anche la deviazione volante di Pedroni, ieri ha fatto un gollazzo in questa maniera il numero 7. Time out richiesto dalla panchina Franco Polverini, siamo al 13:25. Vediamo un po' di azione del primo tempo. Iniziamo l'ultima azione di Maggi, tiro a distanza parato e poi anche la ribattuta parata, azione dirompente. Diciamo Pablo Iara, la nostra postazione distante oltre 25 metri, più compassata il time out di Franco Polverini. Quindi sei risolto? Sì. 6 minuti alla fine del primo tempo, 3 zona 4, 1 zona 3. Rugani per Cardella, si lotta in balaustra tra Fabbri e Canossa, è entrato anche il numero 4 del Pico, Canossa. Parte Pedroni per Canossa, confermati Olban e Giannotti, gli altri due giocatori del Correggio. Vediamo la composizione delle squadre. La zona 3 8 giocatori del Correggio, 2 del Pico, mentre in zona 4 6 del Follonica, 4 del Viareggio, 4 del Sarzana. Quest'oggi non è convocato il viareggino Cortesi. Ultimi 5 minuti, cade fallo di squadra numero 3. Lavaggetti parte da lontano, Elia Cardella è entrato anche lui dopo la pausa imposta dal tecnico Franco Polverini, quindi ancora non entrano, sono entrati in pista, è entrato in pista solo
Talarico, ovviamente secondo portiere Poletti. Cardella, Fabbri e poi Rugani. 4 minuti. Era il quarto fallo di squadra per la zona 3 poco fa, il terzo come normalmente ho detto. Nuova pallina Pedroni, contrattacco zona 3, arriva Giannotti, tiro forse neanche deviato da numero 7 Lavaggetti. Riparte ancora Lavaggetti, è già in attacco Lavaggetti, frana su Gavioli, pallina che rimane là, ma c'è il fallo in attacco, anzi no, è fischiato un fallo tecnico. Chiedeva qualcosa di più il numero 7 Ligure, deve ribattere la zona 3, siamo al 15:51. Intanto è ritornato il vento, anche bello teso dopo un momento di bonaccia, la temperatura è piuttosto alta. Qui la Casamora, pallina che esce, sfiora una signora a bordo pista. Non si è accorta la deviazione, tutto a posto, però anche fuori dal rettangolo di gioco. Ennesimo tiro di Pedroni che però non riesce a trovare la deviazione di Giannotti. Ultimi 3 minuti, questo primo tempo abbastanza dominati dalla zona 4, che ha un tasso tecnico e tattico importante. Pedroni contro Lavaggetti, a meglio il numero 7 Correggese, poi la pallina arriva a numero 8 Olban che si intestardisce centralmente dove c'erano 5 giocatori. Sarà libera la destra, la fascia destra. Fabbri, Cardella, ora Fabbri sulla sinistra, disturbato da Pedroni, ancora Fabbri, serve Rugani. 2 minuti alla fine, c'è il fallo, la spinta di Pedroni su Rugani, è il fallo numero 5, si lamenta Pedroni, discute con Andrisani, chiede calma, è il bomber di Correggio. Lavaggetti non trova il passaggio al compagno, comunque riesce a recuperare la pallina, ancora Lavaggetti si libera bene della marcatura, si gira molto bene Lavaggetti, un giocatore da scoprire questo numero 7. Rugani in qualche modo con l'aiuto di Maggi riesce a ribastire una fase di contrattacco, di costruzione di gioco. Cambio, esce e rientra Maggi, posto di Rugani, imminente anche il rientro di Polverini negli ultimi 2 minuti al posto di Lavaggetti. Cardella, sbaglia l'appoggio a Maggi, ma insieme a Polverini recupera la pallina, a sua volta Olban la ruba, serve Canossa per Giannotti che era davanti a Ernesto Maggi. Giannotti contro il raddoppio della zona 4, alla meglio i biancorossi, con Polverini viene fermato, cartellino blu per Giannotti che ferma fallosamente la ripartenza del velocissimo Maremmano. Qui vediamo il prontissimo replay della regia, si alza poi ferma il giocatore fallosamente, cartellino blu che ci sta. Tiro diretto, ci andrà Adriano Maggi e non Mattia Polverini, è già una notizia. Time out richiesto dalla
panca della zona 3. Siamo al 18:36. Sono riuscito a caricare i video. Come siamo? Chiuso quello delle gambe. Leoni da numero 1. Mario, le due sono i comandi. Però soltanto per spezzare fuori, lo vogliamo vedere un numero. Non mi interessa. No. Mi avrà caldo, Mi avrà caldo. Quando mangiamo leoni da adesso per questo o per dopo? Ditemelo voi. Io... Se la prossima finisce verso le 2 o dopo questa partita verso 45 o le 2. Se dice 45 di 2. Alla fine della partita mi siamo mangiati. Vabbè. Mangiamo un po' oggi? No, mangiate io. Qui a portare via 3 la roba diventa complicato. Dobbiamo volare giù. 1:24 alla fine di questo primo tempo. Adriano Maggi contro Riccardo Gavioli. Gran gol! Gol! 18:38. Adriano Maggi. Tiro raso pista. Andiamo subito a vedere il replay. Tiro diretto. Bel tiro spiazzato per il Folonichese. Ultimo giro di orologio ormai imminente. Olban per Pedroni, quindi per Gabbi. Polverini per Margheriti, è entrato anche lui per l'ultimo scampolo di match al posto di Cardella, che è entrato per circa 5 minuti. Polverini al centro per arriva proprio Margheriti, ma c'è Gavioli, in qualche maniera riesce a bloccare con il corpo. 45 secondi alla fine, 4-1. Polverini, confermato Fabbri nel quartetto esterno di Franco Polverini. Polverini non trova l'aggancio, Maggi, mancano 25 secondi. Fabbri, Polverini, sono 3 di Follonica. Anzi 4 di Follonica. Non c'è il fallo su Maggi, il fallo è stato commesso da Pedroni. Non ha la stessa idea l'arbitro Andrisani. Finisce qui il primo tempo, risultato 1 zona 3, 4 zona 4. Assegno un gol Polverini, un gol Cardella, che ha segnato il 2-0, poi il 2-1 di Riccardo Gabbi, il 3-1 di Edoardo Fabri, il 4-1 su tiro diretto di Adriano Maggi. Quindi con questo risultato la 17 della zona 4 sarebbe a 9 punti e ipotecherebbe la vittoria dell'Under 17 a 9 punti, a 12 punti, scusate, dopo questa è l'ultima partita della zona 4. Noi ci sentiamo per 10 minuti, poi ritorniamo in diretta sempre qui con Leone Romualdi e Claudio Donnini per il torneo Promote HP 2022-2023.
con 11. Torniamo in diretta qui dal Palasport Casamora di Castiglione della Pescaia, ultime partite della stagione, una in pista ancora zona 4 contro zona 3, tra i pali della zona 4 entra il viareggino Filippo Poletti, in pista Lavaggetti, Polverini, Cardella, il numero 9 Margheriti, dall'altra parte confermato Olban, confermato Pedroni e anche Giannotti, con Canossa ai pali sempre il numero 10 se non erro, Gavioli, Polverini per Margheriti, non ci arriva, questo contrattacco molto invitante. 5 pali di squadra per la zona 3, 0 per la zona 4. Biancorossi in gestione della pallina, saranno 20 minuti in cui assisteremo a questo e poi cercare qualche gol magari per consolidare la vittoria, con tanti 3 gol nei primi 20 minuti, gol segnati da Fabbri, Cardella, Polverini e Maggi, ultimo su tiro diretto. Palla ancora per la zona 4, Lavaggetti per Polverini, Polverini parte lontano come spesso accade tutto a livello giovanile, poi arriva Margheriti, Lavaggetti, para Gavioli, serve poi Canossa, fuori, che occasione per il modenese, ma l'assist era perfetto di Pedroni, serviva proprio il giocatore del picco. Claudio, il tetto. Claudio, bassala un pochetto, più tetto Un po' di zoom, fa un po' di zoom. Cardella a lunga distanza. Lavaggetti per Cardella. Cardella per Lavaggetti, Sarzanese, la pallina con il numero 4 Cardella, il Reggino. Cardella da distanza, la deviazione di Margheriti, c'è anche il taglio di Polverini, Gavioli para 2.34. Giro porta di Polverini, ci arriva Gavioli, Polverini non trova il compagno di squadra anche di club, Margheriti, scivola Pedroni, non c'è fallo, recupera Fabbri, scusate, Lavaggetti per Margheriti, poi Cardella al centro, non trova Polverini, riparte Pedroni, però intercetta Cardella per Margheriti serve ancora Cardella, di un pelo
Viareggino non segna la doppietta, commette il fallo numero 1 per la zona 4. Olban impatta su Polverini, abbiamo già visto questo nel primo tempo. Cade Polverini sull'asta infiltrante di Margheriti. Polverini dietro porta, cerca l'alzata schiacciata, impatta su Olban, riparte Canossa, ma Lavaggetti neutralizza in qualche modo. Canossa riesce a passare, ma la pallina viene servita gratuitamente a Polverini, che la serve a Cardella, quindi a sua volta a Margheriti, ancora Cardella sulla balaustra. Polverini cerca Pedroni di superare Lavaggetti, che per ben 2 volte riesce a prendere la sfera, anche una terza volta. Polverini ma è riuscito anche a tirare, ma neutralizza Gavioli. Siamo al 4° minuto del secondo tempo, 4-1 per la zona 4. Polverini centralmente, non va il suo tentativo. Taglio di Margheriti, ben visto da Polverini, due si conoscono molto bene. Iara chiede più attenzione in fase difensiva in copertura. Cardella per Margheriti, Margheriti per Polverini, ancora i due scambiano la pallina, non riesce a fermare, a fare un attacco di Polverini. È il secondo per la zona 4, 5 per la zona 3. Entra Castiglioni, ma ruba la pallina proprio ancora Polverini, e quando in attacco bisogna stare molto attenti, perché anche in fase di interdizione recupera diverse palline. Fallo di squadra ancora della zona 4, è il terzo. 5-32, Castiglioni per il numero 8 Olban. Matteo Olban, anche lui del Correggio. Come detto, sono due i giocatori del Piccola Mirandola, Gavioli e Canossa. Il resto tutto del vivaio dei biancorossi blu di Reggiani, di Reggio Emilia. Trova ancora Pedroni da solo, cade per terra, non c'è fallo. Riparte il numero 4 Cardella per Lavaggetti, un po' di stanca del match. La zona 4 cerca in ogni momento di trovare il gol. Ora è entrato Maggi e c'è il gol! Gol di Margheriti, un'azione dalla media distanza. Segna il 5-1 della zona 4. Giannotti ha lanciato, anzi no, Giannotti, numero 8, Maggi, era appena entrato, ha servito il gol del 5-1 al compagno di squadra. Siamo al 6-27, 5-1 il risultato. Ora a lunga distanza ancora Pedroni. Maggi per Margheriti, bello, numero sullo stretto, il gol sotto misura. Gol di Polverini. Non era Margheriti ma Polverini. Un gol sullo stretto, supera Gavioli. Siamo al 6:52. Chiama il time out la zona 3, quindi vediamo il replay. Numero sullo stretto di Polverini, non era Margheriti, Polverini supera Gavioli. Siamo 6-1, partita ormai in ghiaccio, in freezer per la
Zona 4 che si può permettere un gioco di contenimento nel resto del match, 3 punti che la fanno volare a 12, vincendo così il Promote Under 17. Quindi doppietta per Mattia Polverini, gol di Fabbri, Cardella e di Margheriti e Maggi, il 6-1. Qui vediamo il gol di Margheriti sull'assist di Maggi, sul disimpegno errato di Gabbi, numero 8, anzi Olban, scusate, Olban. Ultimi 13 minuti. Questo match è il terzo di 6. Poi ci troveremo online alle 13 per zona 5 contro zona 1 under 15. Castiglioni contro Lavaggetti, è rientrato il Sarzanese che si invola, tiro di Lavaggetti, palo, che energia di questo giocatore nello stretto. Sono degli esempi a livello giovanile internazionale di giocatori di questo genere, ma a livello italiano ancora non avevo visto un giocatore di questo genere. Non vogliamo fare nome e cognomi. Ancora Polverini, pallina deviata dal difensore emiliano, riesce comunque a parare Gavioli. Castiglioni per Pedroni, siamo al 7° minuto, 6-1 per la zona 4. Polverini, alzata e schiacciata, colpisce il palo. Pedroni per Castiglioni, tiro a distanza, parata di Poletti, una delle prime parate dell'estremo viareggino. Maggi per Polverini, Lavaggetti, scambio veloce tra Polverini e Lavaggetti, intercetta Pedroni, riparte Maggi, trattato anche Gabriele Talarico, mancava all'appello il numero 5 del Follonica. 14 gol classe 2008. Olban per Pedroni, si spalma sulla balaustra, ma non c'è fallo. Il dottore di gara Andresani di Matera. Polverini per Lavaggetti, scappa la pallina ma riesce comunque a non perdere il possesso, lo perderà dopo nel tentativo di servire Maggi. Ora Polverini, anzi Talarico scivola e frana addosso Gavioli, c'è Polverini ma c'è l'uomo nell'area piccola, la porta del motore del picco, esce Polverini ed entra Rugani. SPV ma giocava in A2 con la Pumas. Castiglioni per Pedroni, c'è un nuovo possesso per la zona 4, perso le speranze la zona 3, qualche fiammata, niente di più. Questo secondo tempo esce anche Lavaggetti e rientra Fabbri. Gabbi è rientrato anche lui nella partita
dopo un buon primo tempo, pallina che rischia di cecchinare uno spettatore a bordo pista. Per fortuna non c'era nessuno. 4 falli di squadra della zona 4, 5 della zona 3. 6-1 il risultato. Partita messa in ghiaccio nel secondo tempo dopo il 4-1 del primo tempo. Il gol nella ripresa nel giro di pochi secondi, Margheriti e Polverini per la zona 4 ovviamente. Maggi contrastato da Giannotti. Maggi, tentativo personale, riesce anche a recuperare la pallina, un po' passiva la difesa della zona 3 in questa occasione, non solo adesso. Ci prova ancora il recidivo Pedroni, ma non riesce a pervenire al contrattacco limpido Fabbri. Numero 2 serve Tallarico a 8 minuti alla fine. Rugani per Tallarico, bella conclusione nello stretto, para Gavioli. Castiglioni sulla destra, para Poletti. Sulle 12:25 siamo in diretta dalle 9. Questa è l'ultima giornata del torneo Promote HP in corso a Castiglione con l'organizzazione della locale Hockey Club che ben ha organizzato questo torneo. C'è un fallo di Pedroni sul giocatore toscano, intanto cambio di portiere, esce Gavioli, entra Tolomelli, anche lui del Correggio, il classe 2008, si alza il giocatore toscano. Ancora la zona 4 che gestisce un Tallarico. Ora Rugani si gira a Maggi, intende fare come Polina. Rugani col fisico, come deve farlo il bianco-verde, deve ripetere la battuta. La squadra bianco-rossa, dice il direttore di gara, il signor Gianni Andresani di Matera. Rugani per il numero 2 Fabbri, poi Maggi, il folonichese, serve Tallarico, l'altro concittadino, poi Rugani il viareggino, entra in area in mezzo a 3, ancora la meglio il giovane giocatore dell'SPV, classe 2007, 16 anni. Ancora Poletti, arriva a rimorchio Rugani. Tu per tu Fabbri, bravo Tolomelli, il giovane Tolomelli a neutralizzare. Prende anche gli applausi della tribuna del Casamora. Siamo al 13:30, 7 falli di squadra per zona 3, 4 per zona 4. Fabbri per Maggi, Castiglioni però intercetta questi 2 gol. Polverini arriva a 10 gol nel torneo, un ottimo score per lui. In 3 partite.
5 minuti alla fine, tentativo anche della zona 3, della lunga distanza. Andiamo a vedere anche le altre categorie, intanto che insomma, la partita si sviluppa con un risultato acquisito da parte della zona 4, l'Under 17, prendo l'Under 13, 9 punti per la Toscana, 6 della Lombardia Piemonte e 0 dell'Emilia Romagna. In caso di vittoria della zona 1 in questa Under 13 ci sarà una lotteria dei tiri diretti per definire il vincitore dell'Under 13, mentre l'Under 15 vittoria della zona 4 con 7 punti contro 4 dell'Emilia Marche e zona 1 Lombardia con 3 punti, 0 per la zona 5 Puglia Basilicata Campania. In questo caso si giocherà la prossima partita alle ore 13 per definire chi sarà, chi sarà nel secondo posto tra Lombardia ed Emilia, o evidentemente la terza posizione con la Puglia Basilicata Campania, mentre l'Under 17 in questa vittoria la Toscana va a 9 punti e vince anche il trofeo Promote HP Under 17 dopo 3 partite giocate. In 4 minuti Pedroni, deviato dal pattino di Rugani, per l'anno 17 si giocherà poi alle 14:15 zona 5 contro zona 1, mentre chiuderà l'Under 13 come detto zona 4 contro zona 1, ultimo match di questa 3 giorni in Maremma Centrale, torneo Promote HP a seconda edizione. L'anno scorso aveva trionfato Under 17 il Triveneto, 12 punti, secondo posto per zona 5 e zona 4, a pari punti aveva spuntata la zona 5, terzo posto Toscana Liguria che ora comunque vincerà il torneo. L'Under 15 aveva vinto la zona 2 proprio sulla zona 4, terza la zona 3 Emilia Marche, mentre la Under 13 l'aveva vinta la zona 4 Toscana Liguria con 12 punti sulla zona 2 e terza la zona 5. Auspichiamo che il prossimo anno ci siano tutte le zone, in tutte le categorie, in quelli corrido state 15 rappresentative, qui a Castiglione sono 11, 4 in meno. Ultimi 2 minuti e mezzo, gestione della pallina a parte della zona 4, anche abbastanza fluida, con buoni passaggi, manca la finalizzazione, ma insomma, già 6 gol sono abbastanza in questa gara dominata dalla zona 4. Castiglioni per Pedroni che non è mai uscito in questa gara. Polverini, Rugani non riesce a fermare, arriva Castiglioni che cerca di segnare è arrivato anche Pedroni a ribattere in rete, ma Poletti neutralizza l'ipotetico secondo gol della zona 3. È stato molto vicino con Castiglioni e poi Pedroni, i due correggesi. Ultimi 100 secondi, fallo di squadra numero 5 ai danni di Canossa. Partita che è scivolata via nella ripresa. Poletti chiede di pulire la maschera, siete il gran caldo ovviamente in questa mezzogiorno di domenica 25 giugno. Vediamo qui il replay dell'ultima azione della zona 3, una delle più pericolose del secondo tempo, tra le prime della partita, che ha ben condotto la zona 4 di Franco Polverini. Castiglioni per Canossa.
anzi per Olban, quindi Canossa. Arriva il numero 4 Cardella, ultimi 80 secondi. Cardella titoli finali con Rugani, Polverini, Cardella, Polverini, Rugani. Ultimi 50 secondi, gestione una pallina, ma stanno per scadere 45 secondi. La formazione toscana. Rugani, Toscana, stanno per scadere 45 secondi. Polverini, tiro parato da Tolomelli, arriva Castiglioni, di 30 secondi, e poi la vittoria del trofeo promoto Under 17 della zona 4 con 9 punti. Sono già gli applausi finali qui alla Casamora. Vittoria del trofeo promoto HP 17 per la zona 4 con 9 punti, 3 per Lombardia, 3 per Emilia, in attesa dell'ultima gara, zona 5 contro zona 1. Si finisce con i saluti, 6-1 risultato, vince la zona 4, arriva anche il triplice fischio finale di Gianni Andrisani, 2 gol per Polverini, 1 per Fabbri, 1 per Cardella, 1 Maggi e 1 Margheriti, e il gol della bandiera di Gabbi nel primo tempo. Finisce qui 6-1, vince la Toscana Liguria, complimenti anche per questa categoria, doppietta, aspettando l'ultima gara dell'Under 13 per definire i vincitori finali. Tutto è pronto grazie a Leonida Rumualdi alla regia e Caldonini alla telecamera. Vediamo le migliori azioni, noi ci sentiamo più tardi tra circa 23 minuti per di nuovo l'Under 15, zona 5 contro zona 1. Un saluto da Stefano Zamperini.